la richiesta di questa conferenza stampa nasce naturalmente come primo incontro per un'attività di un anno, o meglio 14 mesi fino al 31 di dicembre 2021, che questa amministrazione ha svolto, e anche in conseguenza di queste ultime polemiche su alcuni episodi, su alcuni atti amministrativi di questa stessa amministrazione, così vogliamo rendere nota la nostra attività. Voglio soltanto nell'introduzione, scusatemi la voce, sono negativo, ho fatto il tampone ieri, scusate, voglio soltanto fare delle precisazioni. In campagna elettorale, forse anche oltre, è stato detto che il dottor Miccichè sicuramente sarà un bravo medico, ma di attività amministrativa non ne capisce niente. L'ho sentito più volte dire, a volte lo sento anche dire. Ebbene, io oggi qui ho preso degli appunti su quello che l'amministrazione comunale, con a me capo, sindaco e con i miei assessori, nel giro di 14 mesi ha fatto e farà arrivare ad Agrigento soltanto il primo anno 2021, e sono degli atti già portati a termine. La bellezza di 110.670.000 euro 967. Io penso che Agrigento nemmeno in mezzo secolo aveva visto questa somma. E questi sono soltanto atti che nascono da noi, non sono continuazioni di atti amministrativi delle precedenti amministrazioni. Sono atti presi da noi, iniziati da noi e portati a termine da noi nel giro di 14 mesi. C'è tanta carne da mettere sul fuoco. Ho preso degli appunti. La rete idrica di Agrigento, che da 30 anni era ferma e che ne dicono altri, si era bloccata al fallimento della Girgenti Acque. Non era assolutamente vero che era in itinere, era bloccata, era ferma. Perché era ferma? Perché la quota, il 30% che doveva mettere il privato, in questo caso era la Girgenti Acque, fallendo la Girgenti Acque, tutto si era insabbiato. Ebbene, grazie all'attività amministrativa mia e della mia giunta, e grazie anche, devo dire, al governo regionale, che vede Agrigento con occhio particolare, forse perché ci siamo noi amministratori, si è riusciti a sollevare la quota del privato, senza la quale non si poteva fare niente, nessun privato più c'era disponibile, a poter affrontare quei 12 milioni di euro a completamento dei 26 milioni di euro che erano stati stanziati, e quindi si è portato a un unico importo a carico della regione siciliana di 49 milioni e 400 mila euro, il cui decreto è arrivato proprio ieri a firma dell'ingegnere Marcello Loria, del dirigente del servizio 1 dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Ebbene, parliamo di 44 milioni 401 mila 062. Andiamo avanti. Terravecchia di Girgenti, evitata la revoca del finanziamento, rimodulazione del progetto, ottenuto nuovo finanziamento, quindi si parte dall'inizio, 9 milioni di euro. Area giochi di Giardina Gallotti, sempre si è partito dall'inizio, 63 mila euro. Parchi giochi inclusivi, 80 mila euro. Investitalia, cos'è Investitalia? Un finanziamento per il progetto, finanziamento esclusivamente per il progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone, ivi compresa la riqualificazione del lungomare di San Leone stesso. 900.000 euro esclusivamente per il progetto. Capite bene che opera faraonica dovrà nascere da questo progetto. Abbiamo avuto il finanziamento per il progetto. Asilo Nido e Seneto, riqualificazione statica, energetica e funzionale, 1.370.000
805.000 euro, quindi 1.373.000 euro. Scuola materna della Villa del Sole, 3 milioni di euro. Questo vuol dire, scuola materna Villa del Sole, vuol dire riqualificare l'intera Villa del Sole, 3 milioni di euro. Riqualificazione urbana di Villa Seta, già arrivati 10 milioni di euro. Riqualificazione urbana Santa Croce, già arrivata 10 milioni di euro. Pinqua, piano nazionale qualità dell'abitare. Abbiamo partecipato a una selezione nazionale, la maggior parte di città e paesi sono stati esclusi, noi siamo entrati in graduatoria. Siamo entrati in graduatoria per la capacità progettuale che i nostri progettisti hanno avuto. Riqualificazione del nucleo antico del villaggio Mosè, il primo Pinqua, 15 milioni di euro. Riqualificazione del quartiere Rabato, altri 15 milioni di euro. Riqualificazione edifici scolastici, messa in sicurezza della palestra del Plesso Fava e della palestra del Plesso Federico II, 700.000 euro. Manutenzione straordinaria del viale Emporium, finalmente si potrà asfaltare il viale Emporium, che è un colabrodo, 1 milione di euro. Messa in sicurezza edifici scolastici, causa Covid e o pagamento affitti, 153.000 euro. Totale 110.000 euro, 110 milioni di euro, scusate, 670.000 euro. Questa è l'attività amministrativa che questa amministrazione non sapeva fare, e meno male che questa amministrazione non sapeva fare attività amministrativa, se no a quest'ora chissà quanti milioni di euro sarebbero arrivati. E questo è soltanto il primo anno. Poi voglio aprire una parentesi e voglio fare anche un chiarimento. Nessuno dei miei dirigenti si è mai permesso di interferire sulle scelte politiche dei miei assessorati, perché i miei dirigenti lavorano con professionalità, competenza, lealtà e trasparenza. Questo lo devo dire a voce alta, e che nessuno si permetta di offendere qualche mio dirigente. Ripeto che lavora con lealtà e trasparenza. Io mi fermo qua perché questo lo considero come primo incontro di un'attività amministrativa di un anno di lavoro, e c'è tanta carne al fuoco, come dicevo, quindi ho bisogno di altri incontri per dimostrare a voi quello che questa amministrazione ha fatto.